Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV, gli aggiornamenti di cronaca avvenuti nelle ultime ore. Purtroppo è deceduto nella notte in ospedale dove si trovava ricoverato in terapia intensiva Stefano Crosara, 34 anni, originario di Taiedo di Chionsa, residente a Villotta. L'uomo alla guida di uno dei mezzi rimasti coinvolti nel pomeriggio di ieri nel violento scontro accaduto nei pressi di San Stino di Livenza all'interno del tratto in costruzione della terza corsia A4. Le sue condizioni erano giudicate critiche. L'uomo è stato estratto dalle lamiere contorte di quel che rimaneva della cabina di guida del mezzo, dai vigili del fuoco, preso in consegna dal personale sanitario e trasferito d'urgenza all'ospedale in eliambulanza. Purtroppo, come detto, nella notte il suo cuore ha cessato di battere. E allora restiamo in tema perché si parla poco di quello che sta accadendo lungo questo nodo d'asfalto che sta purtroppo provocando vittime, perché l'ennesimo e non ultimo incidente nel tratto cantierato per la costruzione della terza corsia in A4 continua nella lunga scia di sangue. Troppi incidenti, troppe vittime, troppo traffico, soprattutto di mezzi pesanti, che costituiscono un incubo anche per gli utenti che giocoforza devono utilizzare per lavoro veloci trasferimenti, quell'imbuto su asfalto. Ogni volta che lo percorri ti pare che sia anche l'ultima. Il mancato sistema gomma-rotaia mai preso in considerazione con un collegamento treno-navetta tra il porto di Trieste e il valico di Fernetti per i mezzi pesanti in arrivo dall'est diretti oltre Mestre e viceversa in primis. Sistema studiato con logica che avrebbe snellito fortemente l'autostrada nel tratto dei lavori. Ma da noi si sa che la ferrovia non funziona a prescindere, i burocrati la vedono come una sorta di cancro da estirpare per favorire a divinis il trasporto su gomma. Eppure i nostri vicini di casa insegnano, per il nord Europa esiste il sistema promiscuo con treni carichi di camion che da Trieste risalgono la linea ferrata via Udine e Tarvisio, le mete d'Oltralpe stabilite, snellendo l'autostrada Alpe-Adria e viceversa, con la netta diminuzione dei sinistri stradali. Qualcuno dice che ormai la frittata è fatta e tra un anno il problema sarà risolto con l'apertura dell'ultimo collo di bottiglia della terza corsia che collegherà definitivamente Mestre e Palmanova. La domanda di quanto altro sangue nel frattempo dovremmo purtroppo raccontare nei nostri notiziari è una domanda che poniamo a chi di dovere. Il nostro compito è informare, fare informazione e, perché no, anche intervenire quando gli altri dormono. Purtroppo queste tragedie saremo costretti a raccontarle anche nei prossimi giorni. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Trieste per un fatto di cronaca. Carabinieri e polizia scientifica sono intervenuti ieri sera nel rione Ponziana dopo il ritrovamento di un possibile ordigno rudimentale. Sul posto erano state notate 3 bottiglie riempite quasi fino all'orlo, collegate tra loro da una miccia. Sul posto, in via Orlandini, nei pressi della Casa della Cultura, vicino a una fermata di autobus, sono giunti anche gli artificieri e gli agenti della Digos. Dopo un'ispezione però si è scoperto che le bottiglie contenevano soltanto materiale inerte che non poteva esplodere o causare danni. Colpo con spaccata nella notte presso il negozio Bionic Bike a Povoletto. Il furto, secondo una prima ricostruzione, ammonta a 10.000 euro, oltre ai danni provocati. Il blitz verso le 2 di notte, sotto esame le riprese delle telecamere di videosorveglianza. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di elettrificazione e futuro sostenibile del porto di Trieste con le dichiarazioni dell'assessore regionale Scocimarro. Assessore, oggi si parla di ecologia legata ai temi portuali. Il Presidente D'Agostino ha ricordato i grandi investimenti soprattutto in ambito ferroviario, che significa ridurre anche il CO2, poi c'è ovviamente il PNRR con l'elettrificazione delle banchine e i grandi investimenti per ridurre l'impatto delle navi.
Certo, il nostro compito è quello di cavalcare questa grande onda di cambiamento culturale. L'elettrificazione dei porti è indispensabile e anche l'accordo che abbiamo siglato in autorità portuale qualche settimana fa va in questo senso, quindi ormai, come si suol dire, il dado è tratto e quindi bisogna assolutamente percorrere questo. A Trieste in particolare, dopo la riconversione e la chiusura dell'area caldo della ferriera di Servola, si pensava che potrebbero arrivare tanti camini e quindi sostituire un inquinamento veramente impattante con un altro forse un po' meno impattante, ma comunque un inquinamento importante dalle navi, e questo con i progetti di elettrificazione delle banchine viene assolutamente azzerato, quindi bene percorrere questo tipo di politiche come quelle appunto di implementare comunque il lavoro del porto, che è indispensabile all'economia della città e della regione tutta. Bene, tutto per quanto riguarda questo spazio informativo. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.